sono da parte vostra delle domande da porre anche al comitato, oppure così delle curiosità da soddisfare, eccetera. Chi parla per primo? Vieni qua. Posso parlare da qua? No, Non posso parlare da qua? no, beh, ma sicuro che sei bello. No, volevo fare una domanda al comitato, cioè il ruolo del comitato a livello internazionale. Adesso inizia un qualcosa, un percorso, oppure finisce qua? La palla passa a noi, la palla passa ai Veneti, in particolar modo a chi ha organizzato il referendum e chi ha avuto questo incarico. È chiaro che adesso è compito nostro farci valere nel mondo. Dunque è importante che sia su base di legittimità e la relazione del Presidente del Comitato garantisce la legittimità dell'atto. Intendi utilizzare Dall'internazionale. Vieni. Buongiorno. Presidente, crede che possa essere questa qua un'iniziativa che può trovare ancora, può essere ripetuta da altre realtà del mondo? Спрашивает, как вы думаете, вот этот метод может быть использован для других событий? Естественно. Certamente anche perché la votazione elettronica dà tanto vantaggio, minimizza i brogli elettorali. Poi qui nel report abbiamo scritto bene. Adesso non abbiamo anche il tempo per sottolineare tutti i dettagli. È molto importante che i risultati possano essere annunciati in breve periodo, subito, quasi subito la sera. Gli organizzatori hanno già annunciato cioè perché qui si minimizza la possibilità di brogli, cifre, eccetera, eccetera. È impossibile in una serata, in 2 o 3 ore, che ha avuto luogo in questo caso, manipolare 2.300.000 voti. Non è possibile, no? Puoi creare un database che dopo un anno di analisi, o durante un anno di analisi che abbiamo messo noi, un periodo così lungo, mantenga la stessa informazione, nel senso che non è stata manipolata, qui non abbiamo trovato, abbiamo cercato, vi dico sinceramente, abbiamo cercato perché la pressione era molto. Con Franco abbiamo cercato e non siamo riusciti, non abbiamo trovato, forse non siamo riusciti, però anche questo metodo va migliorato e abbiamo inserito anche nelle raccomandazioni nel final report di creare una struttura, un comitato federale permanente, autonoma, dovrebbe essere secondo noi una struttura autonoma che curi di elezioni o referendum indipendente dai partiti o dalla simpatia o antipatia della politica.
ha riconosciuto, ha accettato, ha fatto qualcosa di questo oppure Gianluca. Beh, intanto ogni passo ufficiale segue gli atti ufficiali e oggi ci troviamo qui a, come dire, a constatare l'ufficialità di una situazione, di un evento che si è verificato, che ha sancito un'espressione della sovranità popolare del popolo veneto. Da qui in poi chiaramente i passi che saranno fatti saranno dei passi formali secondo quelli che sono i canoni, i riti delle relazioni internazionali, intergovernative, e quindi da qui in poi si potrà in un qualche modo dare una sostanza, una forma e dei contenuti a un dialogo che fino ad oggi è stato condotto su basi come dire informali, su basi per carità di fatto, questo senz'altro, ma comunque prive di una ufficialità. C'era un'ufficialità scientifica, tecnica, c'era una ufficialità di popolo. Oggi abbiamo, come dire, quei famosi timbri, quelle famose sigle che in un qualche modo corredano la nostra azione anche di una formalità negli atti che seguiranno. Bene, diamo la parola, un attimo solo, che ha chiesto la parola il dottor Gildazzi. Dopo Ladies and gentlemen, I want to tell you some words, very warm words, but in Georgia, if it's possible, because my friend translate my words. Vorrei fare dire due parole in georgiano e il mio collega cercherà di tradurre in italiano. არაფერია გასაკვირი იმაში, რომ aseti მდიდარი და უძველესი ტრადიციების მქონე ხალხს სურვილი ჰქონდეს თვით გამორკვევისა. Non mi meraviglia il fatto che abitanti di una regione storicamente così ricca di anima e della tradizione abbia desiderio di essere indipendente. ეს სავსებით ლეგიტიმური სურვილია. E come il desiderio è legittimo. ამით არაფერი დააკვდება არც ევროპას, არც იტალიას, არც მსოფლიოს და მით უმეტეს არც ვენეტოს. Con questo desiderio non soffrirà né l'Italia né Europa né lo stesso Regione Veneto. პირიქით. Penso al contrario. მოხარული ვარ, რომ ესწრები ამ მნიშვნელოვანი ვენეტოსათვის მნიშვნელოვან მოვლენას. Sono molto felice di partecipare all'evento così importante per la storia veneta. მინდა უსურვო ვენეტოელებს წარმატებები იმ დიდ საქმეში, რასაც დამოუკიდებლობა და თვითგამორკვევა ქვია. Vorrei augurarvi di avere un successo in questo processo così difficile di trovare la sovranità e l'indipendenza della nazione. პარაუდებ ღმერთი. Che Dio vi protegga.
intervento non è stato concordato con il comitato. Volevo rivolgere al Presidente della Commissione, in particolare, diciamo, una doppia domanda. Una, che in parte ha già accennato, cioè ha parlato di pressioni, e quindi volevo chiedere, queste pressioni sono state, diciamo, delle normali pressioni, come è anche logico aspettarsi, diciamo, di fronte a un evento che ha una portata in campo economico e geopolitico così rilevante potenzialmente, o c'è stato anche qualche tentativo, se ne può parlare, di pressioni, ecco, anche non proprio politically correct, cioè che forse hanno tentato in qualche modo di condizionare quelli che dovrebbero essere quelli che erano i risultati da trovare. Questa è la prima domanda, diciamo, sulle pressioni, che tipo di pressioni. Poi è una questione più di tipo tecnico, diciamo, si è parlato appunto che sono stati si è avuto come obiettivo quello di controllare e convalidare il risultato del referendum secondo regole internazionalmente riconosciute a livello OSCE e ONU, e considerando, diciamo, la tecnicalità del referendum, che è basato su una modalità innovativa di voto elettronico, e considerando che probabilmente non c'era magari qualcosa di scritto, di regolamentato, come avete risolto questo punto? Cioè, dal punto di vista tecnico, come siete andati a saldare le normative esistenti anche di tipo giuridico con la parte più strettamente tecnica e informatica? Grazie. Grazie a lei. La pressione si parlava, c'era solo pressione individuale, personale, non era dalle strutture o da qualche altra parte. Era talmente intensa, c'era un periodo che psicologicamente io personalmente non ce la facevo più, evitavo di rispondere al telefono, cioè erano solo nessuna organizzazione o dallo Stato, non c'era nessuna, assolutamente, solo le persone simpatizzanti, tra virgolette, forse, o al fenomeno o alle persone coinvolte in questo referendum. Per quanto riguarda la seconda parte, la gestione informatica e tecnologica dei dati, le analisi. Era, prima di tutto, non è un fenomeno, il primo fenomeno nel mondo o in Europa. I voting, cioè votazione elettronica, si utilizza nei paesi baltici, Estonia, Lettonia anche, elezioni politiche presidenziali a questo livello. Quindi non siamo noi pionieri anche per la verifica dei dati. Poi anche questa volta devo sottolineare qualsiasi capriccio da parte nostra, la domanda agli organizzatori del referendum, spiegavano, ci mandavano i dati anche nei sistemi già modificati, nel senso che accettabili per i programmi che avevamo noi. Per esempio, noi abbiamo ricevuto in un programma che non avevo nel mio computer, non aveva Franco, e abbiamo chiesto lo stesso file mandare in un altro
programma. Poi siamo riusciti a aprire anche il programma originale e abbiamo verificato se il cambiamento del programma poteva portare qualche cambiamento o dei dati, però non c'era nessun tentativo. In questo senso tutti i dati onesti, quello che abbiamo ricevuto, corrispondono alla condizione originale registrata sul database. Credo che la legittimità è comprovata da quello che si dice il diritto dai precedenti. Un precedente costituisce una prova di legittimità. Legittimità io aggiungo anche del comitato, se lei intendeva del comitato degli osservatori. Sì. Allora, la legittimità di solito anche durante elezioni politiche o presidenziali, legittimità ai gruppi, ai rappresentanti, per esempio rappresentanza di un Parlamento italiano, vogliono andare in Mongolia per monitoraggio delle elezioni. La legittimità di questo gruppo da organizzatore di questa elezione. In questo caso il Ministero degli Affari Esteri manda l'invito, cioè sulla base di organizzatori, sull'invito ufficiale, la parte invitata diventa legittima. Qualche altra domanda? Prego. Prego, si sieda, se no. Grazie. Io chiedo scusa ma non ho domande. Ho solo un ringraziamento. Perché il borse qua, mi piacerebbe tanto continuare a parlare nella nostra lingua per rispetto degli ospiti internazionali, parliamo una lingua dei calori, cioè una lingua foresta. Italiani che hanno deciso che Venezia è una città turistica e è una città d'arte. Mi sono veneziano, pazienza, se ne faremo una ragione. Non voglio ricordare che prima di tutto Venezia è la capitale dei Veneti e grazie perché siete qua oggi. Spero che avevo due mani per il fatto che sia una capitale, no, perché sono impero. Grazie professore che prima ha fatto una rapida corsa sulla nostra storia, ma oltre ai 120 doti vorrei ricordare le 62 vocaliste e le più grandi poetesse del tutto il 500 in Europa della tutte veneziane. Non c'era solo cortigiane come chi voleva farle quella. Ecco, quando si parla di veneziane uno dice cortigiane è Veronica Franco perché ha avuto l'avventura di andare una notte a letto con i re di Francia, che essendo leggermente gay ora parlare di poesie. Come mai volevo domandarmi, ma la risposta è solo se venga volte, che nelle nostre piazze cos'è la bandiera questa che rappresenta il nostro popolo? Neanche qua a Venezia nei nostri palazzi. E come mai nelle scuole italiane, appunto perché gli italiani in Veneto si deve studiare la storia di un altro popolo, non del nostro. Quando io ho fatto, forse per 30 anni, ho perso il preside delle scuole italiane in Veneto, ho avuto più denunce
che tutti quanti vogliono messi insieme, proprio per insistere su questi fatti. Come mai, mi domandavo quando andavo all'estero, alle scuole in Europa, quanti sei i 7 re di Roma? Perché domandavo proprio così, e sono tutti quanti della 7. E per caso dice anche quanto che i doni della Venezia, oggi non sai neanche chi che era, non parliamo del Dogarese. Allora, perché sulle nostre piazze, sui nostri palazzi, svento è una bandiera che rappresenta un altro popolo del mondo? Perché nelle nostre scuole si insegna la storia di un altro popolo e non del nostro? Perché si insegna un'altra lingua e non la nostra, che anzi italiani greco, che è un dialetto, una roba così. Ma nonostante la persecuzione che molti di noi subiscono per avere quest'idea di essere veneti, io non vi racconto tutte le storie che ho avuto col comune di Venezia quando per fare la carta d'identità dovevo dichiarare che ero italiano e questo mi faceva confusione. Io per legge ho la cittadinanza italiana, ma continuavo a dire che la mia nazionalità è veneta. E se voi guardate nelle vostre carte d'identità dopo che a Baruffo che ho fatto in comune non c'è più cenno alla nazionalità, provate a guardare se è vero. Allora, nonostante la persecuzione a cui siamo sottoposti, nonostante che i giacobini, quelli che governano attualmente anche in città nostra, in tutte le maniere cercano di impedirci di esprimere le nostre tradizioni, i nostri sogni nei nostri cuori di veneziani, ma sono sicuro anche che i veneti passa quel sigo che si veniva fuori dalla piazza di Famagosta quando nel 1571, pochi mesi prima del martirio di Marco Antonio Bragadino, i veneziani si era passato per secoli e continua a passarsi per secoli e che dice Pastere e Parmar San Marco.